Signore e signori, buonasera. Stasera ho il piacere e l'onore di presentare un nuovo debutto, un debutto che manca da tanti teatri, da circa 20 anni. E mi riferisco alla classica Cinezza Randera. Mi dà la possibilità di rivederla e gustarcela. Questa sceneggiata, che qualche tempo fa era un sogno, oggi è diventata anche una nuova realtà, una bella realtà, grazie anche alla Sea Musica che si è prodigata a portarla avanti. Bene, gli artisti che stasera vedrete sicuramente l'avete visti in tante occasioni, tanti ragazzi che conoscete sul fatto che sono dei ottimi cantanti. Stasera invece avranno un compito ancora più arduo, quello di fare anche l'attore. Sicuramente sono tutti dilettanti, ma sono sicuro al 100% che quando uno mette passione, cuore e amore, le cose più difficili possono diventare anche facili. Detto questo, vi saluto, vi scuso perché ho preso già un appuntamento con la famiglia Esposito. Mi stanno aspettando. Avanti! Permesso? Che? Avanti! Uè, Don Pasquale, buongiorno! Sempre troppo gentile, ma qual convento la porta in casa Esposito? Ma di è vero, signorina Carmela, sono venuto apposta. Anzi, a tal proposito, donna Filomena, vostra sorella, è a casa? Ma è successo qualcosa? No, spero di no, ma comunque, visto che devo parlare di vostro nipote Salvatore, gradirei la sua presenza. E come? No, ma la chiamo subito. La ringrazio. Filomena! Filomena! Che non può fare? C'è stato buonasera, Donna Filomena carissima. Grazie. Ma è successo qualcosa a Salvatore? Me lo faccio il caffè? Magari la prossima volta perché vado di fretta, signorina Carmela. Come volete No, voi? a proposito, no, volevo sapere notizie di vostro figlio Salvatore, visto che dai 10 giorni che non si fa più vedere in faccia. Mamma mia, mi state facendo mettere un brutto pensiero, Don Pasquale. Che faccia dice? Che lei tutte le mattine va affaticata a insistere. Come sto fare? Non penso che state dubitando della mia parola. No, Don Pasquale, per carità, va a morire. Però che lui... La cosa mi pare strana, perché figlia ma a me non mi dice mai una bugia. Comunque, io spero che non ci sia niente di grave. Però fatemi la cortesia, donna Filomena, magari fatemi sapere qualcosa, anche perché sapete quanto è importante per me vostro figlio Salvatore e la sua assenza mi crea grossi perdite. Non vi preoccupate, Don Pasquale, mo parlo del figlio vicino e vedremo. Allora, io tolgo il disturbo visto che ho altre cose da fare, donna Filomena. Io mi auguro che tutto vada per il bene. Buongiorno, Don Una Pasquale. buona giornata. Grazie. Una buona Don Pasquale, vi accompagno. Grazie, Don Arrivederci, Pasquale. vi accompagno. Sempre più bella. Lei è troppo galante, Don Pasquale. Arrivederci. Filomena, è strano, io tutte le mattine gli preparo il caffè e lo vedo uscire regolarmente. Che a me non so che già pensare. Tengo un brutto pensiero. Ma no. Uè, ha già parlato Ciro. No, Filomena, è meglio che non diciamo niente a Ciro. O sai, prima che chi si mette il brutto pensiero in capo, è meglio che non diciamo niente. Tu dici così? È meglio così. E vabbè, facciamo così. Mo va un po' parlare. Sì, va. Io esco un po'. O sole mio, stanfro, a te. O sole, vado stanga a te. Avanti. Quando è bella, amore mio, del mio amatissimo cuore! Marò. È così che si saluta una signora.
signora, fa il gentiluomo, no? E caccia. O gentiluomo, no? Buongiorno. Mi piace così. Non Tu capisci guarda, è niente. bello. Sai, sei proprio bello, non è bello? E mi sta sempre a spiare. Si sente più bella. Ma che vuoi? E mi sta sempre a spiare. Che a me mi mettono un po' in imbarazzo, però te la ci dici. Io non posso più a fare a meno di te. Non ce la faccio proprio più. Cioè, devo parlarmi chiaro, che a me. Tu mi piaci. E tu no. Anzi, è così? È così. Ah. Beh, ma io ti spiato, no? Senti, specie di portinaio. È buttata a posto? No. No. Oggi niente posso. E allora che sei venuta a fare? E che sono venuto a fare? Mi sono venuto a te spiare. Senti, cerca di sparire dalla circolazione perché sta venendo mia sorella Filomena. E non voglio che pensi cose che non esistono perché... Lucaria, tu per me non esiste. Come? Te vedo? Ma non te vedo, non ci stai. Ti sento? Ma non ti sento. Ti tocco? Ma non ti tocco. Hai capito, Lucaria? Scusa che me aspetta, fammi capire pure a me. Che vuoi dici che mi tocco? Ti tocco, non ti tocco, ti vedo, non ti vedo. Bravo, ripassa. Cioè, mi sento però Ma fa non finta ti che... vieni, tu non esiste proprio. Poi sto qua, però non ci sono. Ma a te, no, ripassa. Madonna mia. Filomena, Qui dove vai? è conosciuto. Come è stufato? A me mi pareva sentire una voce un po' curiosa. No, conosciuto, Filomena, conosciuto. Sì, ma no. No. Oh sole mio, che bella sta canzone. Sta fronte a te. Oh sole mio, sta in capo a te. Oh sole mio. Una bella voce, sì. Oh se non ci sfottero per tua norma regola, a me mi avevano chiamato per andare a cantare un festival di Napoli, lo sai? Sì, a tu? O festival di Napoli. A sta che biglietto, forse. A sta un bazzia. E mamma, che stai facendo? Sto un caffè a un maglione, mamma. Per me? Chi stai per te? Ah, fino a bene. L'altra volta l'ha già fatto il fratitore. Ah, l'hai fatto a Salvatore. Poi mi fa troppo vicino, perché mo... sei vero, no? Un grassato. È un bello maglione. Ok, non è un bello maglione, ah sì. Che lo maglione non è buono per te, Ciru. Perché non è buono? È perché non è celeste. Anche c'è azzeccato del celeste. E chi le rosa? Si mettono a femmine. Come si mette? Si mettono a femmine. Rosa mi piace, è bello, quello che mi piace a me. Ma cremo pure tu. Ah, ma tu non dici niente, Ma che già rigere, è sempre Isa. Ha sempre qualcosa di rigere, mamma. Canta, che ti passa, sì, canta, ma che ti lascia qua, noi. Oh sole mio. Mettici tutto quello che può. Calata si è fatto con le mani d'olio. Grazie. Per me è sempre un bel maglione. A voi, ma che ti lascia qua. Vai. Ciao, sorella. Ciao, Ciru. Avanti. Uè, Lucario. Buongiorno, donna Filomena. Uè, buongiorno, Luca. Come state? A posto? Tutto a posto. Fa piacere. Grazie a te. Senti, canta. Ora ci sta un commissario. Oh, commissario. E fallo trasino. Sa visto come commissario a me? Ma io commissario? Ma quale commissario? Tuo nipote. Mio nipote. Ma tu facci capire. Salvatore. Quindi tu commissario, trasite, Ci sta pure Salvatore, però non ti preoccupare. Ma Salvatore? Ma niente, che cos'è niente? Uè! Cosa? Salvatore, figlio ma che ti hanno fatto, mamma? Niente, cos'è niente? Un po' disidratato, niente. Non ti preoccupare. Sta tutto sdrato, torniamo. Niente, cos'è niente? Ma che succede? Buongiorno, non c'è. Come sa? Ma che succede? Vi spiego io, venite a carci. Voi lo sapete, io tutte le mattine vado a spiegare le faccende del palazzo. Stamattina sono andato a pagare la bolletta della corrente. Per non fare la fila sono uscito presto. E siccome forse ci fatto forse un poco troppo presto. Ma visto sta mamma? Lo saccio. Mi volevo aspettare ancora una panchina aspettando che arriva la posta. E ci stava una panchina solo con suo agliuno,